C'è una domanda che quasi tutti si fanno la prima volta che vedono questa disciplina. Perché mai un cane dovrebbe saltare contro un muro? È una domanda legittima, cioè in realtà io ancora me la faccio. Perché però a prima vista sembra qualcosa di assurdo. Un cane prende, la rincorsa e si lancia verso una parete verticale, cercando di arrivare più in alto possibile per afferrare un gioco. Per molti è solo uno spettacolo, per altri è addirittura follia. Ma anche qui, dal mio punto di vista, ancora una volta, è molto diversa la realtà da quello che sembra. Per capire questa disciplina bisogna dimenticare almeno per qualche minuto l'idea del cane come animale domestico, e questa cosa ci capita spesso in questa nuova serie che in realtà ho voluto fare proprio per questo, perché il nostro metodo di giudizio è viziato dal nostro punto di vista, giusto o sbagliato che esso sia. Ma per migliaia di anni il cane non è stato selezionato per stare sul divano, è stato selezionato per superare ostacoli, saltare, arrampicarsi, raggiungere una preda, superare ciò che sembrava impossibile. Ed è proprio questo il wall climb. Mette in evidenza, non insegna al cane a saltare, gli permette semplicemente di esprimere una capacità che alcune linee genetiche possiedono già o possiedono ancora. In questa serie tratteremo tutti gli sport che vi vengono in mente, cioè ci proveremo ogni settimana a proporvi qualcosa che non esiste nel sistema editoriale italiano, cioè tutto ciò che nel mondo viene fatto con i cani. Capiterà di raccontare uno sport che è legale da una parte e illegale dall'altra, e quindi capiterà di incrociare quelle che sono le follie del mondo cinofilo, ma proveremo a raccontarli tutti, dal più pazzo al più semplice, al più divertente, al più classico, che potrebbe essere, perché no, forse il più duro. Naturalmente non tutti i cani sono adatti per il wall climb. Le razze più esplosive, più atletiche, più motivate al gioco sono quelle che normalmente eccellono in questa tipologia di esternazione psicofisico-caratteriale. Parliamo spesso di terrier di tipo bull, Belgian Malinois, insomma cani selezionati per forza, agilità e determinazione. Ma la vera protagonista, anche qui, contrariamente a quello che spesse volte si crede, non è la razza, è la motivazione. Perché nessun cane salta 4 metri per fare un favore al proprietario. Lo fa perché desidera raggiungere quel premio con tutto se stesso. Ed è proprio questo il punto che molti non vedono. Il premio non è una vittoria, non è una medaglia, è quasi sempre un semplice gioco. Una treccia, un salamotto, una pallina. L'allenamento consiste nel trasformare quel gioco nell'oggetto più desiderato del mondo. Mandarlo su, mandarlo su, mandarlo su. Il resto è costruzione atletica, tecnica, progressione. Esattamente così come accade per un atleta umano. Nessuno porta un cane inesperto davanti a una parete altissima. Lo vediamo, no? È molto instagrammabile, molte volte parliamo di queste cose e sappiamo oggi quanto una cosa può essere instagrammabile e quanto no. Questa lo è, si parte da quote basse, si costruisce nel tempo, negli anni, la fiducia, si migliora la propriocettività, si migliora la coordinazione, si rafforzano muscoli, equilibrio e precisione. Solo dopo mesi di lavoro arrivano i salti che fanno il giro dei social. Ed è qui che nasce un altro equivoco. Molti pensano che il cane salti contro il muro. In realtà utilizza la parete come punto di appoggio. L'impatto dura una frazione di secondo. Le zampe spingono, il corpo si estende, diventa proteso.
Gli occhi rimangono fissi sul bersaglio ed è un gesto atletico e tecnico molto più complesso di quanto sembri. Naturalmente, come ogni disciplina atletica, richiede buonsenso. Un cane fuori forma, un cucciolo, un soggetto con problemi articolari non dovrebbe essere portato a fare questo tipo di attività così spettacolare. L'entusiasmo non può sostituire la preparazione e vale esattamente lo stesso principio che applichiamo agli esseri umani. Nessuno iscriverebbe una persona sedentaria al salto con l'asta il giorno dopo, solamente perché per l'appunto il giorno prima ha comprato le scarpe da ginnastica. Con il cane dovrebbe essere identico: allevamento, selezione, progressione, rispetto. Negli Stati Uniti questa prova compare spesso durante eventi dedicati agli sport cinofili e ai cani da lavoro, diventando uno dei momenti più spettacolari della giornata. Il pubblico trattiene il fiato, come non capirlo. Il cane prenderà in corsa, per un istante sembra sfidare la gravità. Io dico il mio punto di vista, per me è stupendo, lo so che si arrabbierà un sacco di gente, però da vedersi è molto bello se fatto in sicurezza, e quando afferra il gioco parte l'applauso di tutta l'arena, e anche il mio se sto qua. Ma il vero spettacolo non è l'altezza raggiunta, ed è la cosa che a me da cinofilo purista, perché qui siamo dei puristi della cinofilia, nel bene e nel bene, il male non c'è. Il vero spettacolo non è l'altezza raggiunta, la velocità presa, no, è il rapporto tra cane e conduttore, perché senza fiducia quel salto semplicemente non esiste, e ve lo dice chiunque abbia mai lavorato, non fosse altro per un quarto d'ora, con un cane che non si fida, non rischia la vita. Il cane corre sapendo che dall'altra parte troverà sempre qualcosa di positivo, non paura, non punizione, non coercizione, non costrizione, solo il piacere di fare ciò per cui è stato preparato, ed è forse qua, per quanto mi riguarda, la lezione più interessante. Molti pensano che amare un cane significhi impedirgli qualsiasi fatica. In realtà, per moltissimi cani la fatica è felicità. Un border collie vuole lavorare, un retriever vuole riportare, un levriero vuole correre, e alcuni cani vogliono saltare, non perché glielo imponiamo, ma perché farlo accende qualcosa che la selezione ha costruito in decine, a volte centinaia di anni. Il wall climb non è uno sport riconosciuto come disciplina internazionale autonoma. È una prova presente in alcune competizioni dedicate ai cani atletici da lavoro, ma il suo valore va oltre il nome. Ci ricorda una cosa semplice: quando osserviamo un cane fare qualcosa di straordinario, la domanda dal mio punto di vista non dovrebbe essere perché lo fa, la domanda giusta è: per cosa è stato selezionato nel corso della sua storia affinché riesca a farlo? Perché molto spesso il cane non sta facendo niente di innaturale. Siamo noi che abbiamo perso la naturalezza del genere umano e ci sorprendiamo quando i cani invece questo non lo hanno perso. Il cane sta semplicemente tornando per qualche secondo della sua, ci auguriamo, luminosissima e splendida vita a fare il cane. Se questi contenuti vi piacciono, sostenete il canale. Abbonatevi al canale, iscrivetevi ai miei profili social, nel senso, molti vivono questa community così, tanto no, a me piace proprio. Fatemi domande, scrivete nei commenti, commentate, a me piace.
ma soprattutto fatemi vedere che ci siete. Quindi fate girare i video, tanto nel tempo abbiamo costruito una community non tossica, si escludono da solo, cioè quelli che entrano, il cane mio, quelli si escludono da solo. Quindi seguitemi su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, ho voluto dare un nome originale. Seguitemi dappertutto, tanto sapete come trovare, cercatemi e seguitemi. Magari fatemi anche riconoscere, perché è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Ricordo che ogni martedì esce un nuovo video e vi chiedo anche di mandarmi i vostri suggerimenti su quali sono i video che vorreste vedere. Non sono un jukebox, però magari provo a fare quelli che più o meno piacciono a tutti. Oh, magari piacciono a me.